Benvenuti nel canale dell'azienda agricola Vinciu. Abbiamo deciso di aprire questo canale YouTube per metterci in contatto diretto anche con voi, così potete vedere i lavori che quotidianamente svolgiamo sia in vigna, per esempio, ma anche nell'orto, anche negli olivi, così vi rendete un po' conto di quello che c'è dietro ai prodotti che acquistate, siano essi il vino, le confetture oppure anche l'olio. Così ci fate compagnia durante le nostre giornate e vedete anche i problemi che siamo chiamati a risolvere quotidianamente, anche le soddisfazioni che abbiamo, e avete anche la possibilità di scriverci magari direttamente, quindi darci dei feedback o anche scriverci, non so, qualche domanda, qualche curiosità su alcuni argomenti che andiamo a toccare, alcuni video che andiamo a fare, alcune attività che di fatto facciamo. Siamo verso fine gennaio, per cui i lavori che ci vedono particolarmente impegnati in questo momento è principalmente la gestione del vigneto. In campagna in questo momento abbiamo da fare principalmente tre cose: abbiamo la potatura, la stralciatura e la legatura. In questo video ci concentreremo maggiormente in quelle che sono le operazioni di potatura della vite. Dai, venite con me che vi facciamo vedere come si fa. Siamo in un vigneto di Cortese, delle nostre zone viene chiamata anche Fernanda, e le viti hanno più o meno un'età media di oltre 30 anni. Questo è un vigneto non molto vigoroso perché il terreno è abbastanza magro, però ci dà buone soddisfazioni a livello qualitativo. La potatura della vigna di per sé non è particolarmente difficile, però l'importante è seguire alcune piccole regole basilari. Adesso vi facciamo vedere. Noi dobbiamo sempre, quando ci approcciamo alla vite, scegliere uno sperone che sarà un piccolo pezzetto, porzione di legno che ha due gemme, che ci daranno poi in futuro, l'anno successivo, un capofrutto e un ulteriore sperone. E in un secondo momento dobbiamo andare a scegliere quello che può essere uno o più capi a frutto a seconda della varietà, a seconda della gestione agronomica che si vuole fare della vite. Quando ci approcciamo alla vite dobbiamo andare a vedere subito per la continuità linfatica dove si è posizionato lo sperone. In questo caso abbiamo lasciato uno sperone, quindi questa porzione l'anno scorso, la quale ci ha dato tramite una gemma ventrale un tralcio che si è sviluppato in questo modo, l'altro tralcio invece dorsale che si è sviluppato in quest'altro modo. Noi praticamente quest'anno dobbiamo ancora lavorare su quello che ci ha dato, su quello che ci ha offerto questo sperone qui. Quindi andremo a selezionare un nuovo sperone che sarà l'equivalente di questo che abbiamo lasciato l'anno scorso e lo svilupperemo in questa porzione qui. Quindi andremo a tagliare qua la vite in modo tale da avere una gemma ventrale libera, visibile, e una gemma dorsale. In seconda battuta sceglieremo quale sarà il nostro capofrutto, in questo caso molto semplice, troveremo questo e taglieremo l'altra porzione di vite. Però le viti non si potano da sole, per cui adesso qui basta chiacchiere, dobbiamo darci da fare, armarci delle forbici e cominciare a potare, così vi facciamo vedere. Però qua io non ho le forbici, per cui dovrò andarle a prendere. Adesso abbiamo recuperato le forbici, per cui adesso vi facciamo vedere come si fa in pratica. Come abbiamo detto, selezioniamo questo come nostro sperone, per cui andiamo a tagliare qui, un taglio netto e preciso, pulito e distante dalla gemma, in modo tale che un piccolo cono di dessiccamento che si farà tramite il fatto che abbiamo fatto appunto questo taglio non mi va a compromettere questa gemma. L'altro tralcio abbiamo detto che lo lasciamo come capo a frutto, quindi quello che di fatto poi ci darà l'uva, e andremo a eliminare quello che resta della porzione del legno. In questo caso sempre un po' di legno di rispetto che male non fa, quindi andiamo a fare un altro taglio netto, pulito, vedete, senza sbavature, e noi avremo in questo modo il nostro sperone, il nostro capofrutto che verrà poi ripulito, legato e poi messo in condizioni da produrre, e abbiamo questo pezzettino di legno che andrà piano piano a seccarsi senza però portare dentro coni di essiccamento nel canale linfatico. Dal lato destro invece della vite faremo la stessa cosa, quindi andremo a lavorare sempre sullo sperone, lasceremo un nuovo sperone che lavorerà l'anno prossimo e lasceremo il capofrutto. Quello che dicevo prima del legno di rispetto è proprio questo, nel senso che in questo caso l'anno scorso era rimasto una porzione di legno che quest'anno abbiamo la possibilità di ridurlo, perché tanto si è seccato e non crea poi problemi al canale linfatico. In questa vite lasciamo due
tralci e 2 speroni, quindi 2 capi a frutto che andranno legati e andranno a fare l'uva, 2 speroni per l'anno prossimo, per cui quello che resta di fatto lo andiamo a tagliare, sempre lasciando il legno di rispetto. Andremo a eliminare questo capo a frutto dell'anno scorso e in questo modo noi avremo una vite completamente potata che ci darà la possibilità di gestire 2 capi a frutto in questo caso, in altre varietà magari ne lasceremo uno per esempio, dipende dalla varietà, e i 2 speroni che lavoreranno per garantirci continuità l'anno prossimo. Ora passiamo alla vite successiva, così vediamo altre situazioni. In questo caso, dunque, studiando velocemente la vite, possiamo vedere che più o meno anche qui gli speroni si sono comportati bene. Cioè abbiamo questo sperone che ha lavorato bene l'anno scorso, che ci ha lasciato la possibilità di selezionare, in questo caso, un nuovo sperone e il capofrutto che lavorerà. In questo caso andremo a tagliare qui il capofrutto che ha lavorato già l'anno scorso, quindi in questa vendemmia. Andremo a rimuovere le porzioni magari di secco che si sono create e da questo lato è già fatto. Spostandosi su quest'altro lato possiamo rimuovere anche qua porzioni di secco, incontriamo subito continuità linfatica, in questo modo possiamo gestire le gemme e lo sperone in quest'altro modo e qui eliminiamo sempre il nostro capofrutto che ha già lavorato e quindi andremo a ridurlo in questo modo. Dopodiché avverrà la fase della stralciatura e della legatura come dicevamo. Anche qui riduco quello che è il secco e quindi avrò 2 capi a frutto, 2 speroni che mi lavoreranno bene quest'estate, quindi mi consentiranno di continuare questa tecnica di potatura e poi ci si sposta sulle prossime viti e così via via per tutto il giorno. Questo vigneto ha una certa età, per cui la difficoltà in questo caso è il fatto che è stato potato in passato da altro personale, per cui adesso stiamo cercando di adottare questo sistema di potatura particolare in cui noi ci crediamo, di continuità linfatica, quindi il capofrutto, lo sperone sia da una parte che dall'altra, e diciamo la difficoltà è quella di adattarsi a quello che troviamo, per cui non essendo già nato e impostato con questo sistema di potatura, diciamo ci sono dei piccoli accorgimenti che dobbiamo adottare piano piano con tanta pazienza negli anni, e piano piano il risultato è appunto quello di avere poi in futuro un vigneto dove si riesca anche a velocizzare le operazioni di potatura, perché poi si troveranno già le viti belle impostate con i 2 speroni, si lavora su quello, si va a tagliare il resto e quindi poi è molto più veloce tutta la gestione della potatura. Noi abbiamo scelto la Infaco come marca per le nostre forbici, ne abbiamo 2 ed è quella che secondo noi si presta maggiormente a un lavoro continuativo in campagna perché è abbastanza leggera ed ergonomica, quindi ore e ore di lavoro senza grossi problemi con questa forbice. Spero vi sia piaciuto questo video e ci vediamo alla prossima puntata.